Sabato l'Italia è pronta a scendere in campo contro l'Albania nella prima partita del campionato europeo. Nel gruppo azzurro, con il presidente della FIGC Gabriele Gravina, il capo delegazione Gianluigi Buffon, il commissario tecnico Luciano Spalletti con il suo staff coordinato da Marco Domenichini, c'è anche un veneto, è il vicentino Gianni Grazioli, direttore dell'Associazione Italiana Calciatori, nonché coordinatore del Club Italia. Gianni Grazioli, che dalla Germania racconta l'atmosfera della vigilia ai nostri microfoni. Sta preparando nel modo migliore l'esordio contro la comunque temibile formazione albanese, che se anche ha un ranking inferiore a quello italiano è pur sempre una delle finaliste dell'Europeo ed è una squadra composta da molti giocatori che militano nel campionato italiano, quindi conoscono molto bene anche i nostri giocatori ed è una squadra da non sottovalutare, come pure Spagna e Croazia. È un europeo che l'Italia parte da campione d'Europa, anche se rispetto a quel gruppo che ha vinto nel 2021 in Inghilterra la finalissima e il titolo europeo sono rimasti solamente in 9. Grazioli è molto legato anche a Venezia e plaude al ritorno del club arancio-nero-verde in Serie A. Meritatamente ha vinto i play-off ed è un piacere che quindi una squadra veneta torni a calcare la massima divisione, quindi l'anno prossimo ci saranno, oltre al Verona, il Venezia per quanto riguarda il Veneto e l'Udinese, quindi il Triveneto avrà 3 squadre in Serie A. Il Venezia ha l'augurio di tutti che l'impresa di Paolo Vanoli e dei suoi ragazzi possa essere l'inizio di un ciclo che possa garantire la permanenza più anni del Venezia in Serie A. E con questo è tutto da Iserlohn, un caro saluto a tutti voi, a tutti gli amici di Antenna 3 Rete Veneta e Forza Azzurri.